Buongiorno a tutti, eccoci qua in diretta sempre da Carlo Bellerio, Milano. Oggi a Milano fa un caldo, come sempre, eccessivo. Niente, oggi una puntata molto molto interessante e infatti ho chiesto alla regia di mettere un attimo in diretta una canzone che io ritengo importante proprio. Se è pronta la regia, apriamo con questa canzone e poi iniziamo la trasmissione perché già abbiamo gli ospiti in diretta. Vai Natalia. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Nulla è per sempre, ma il profumo tu sulla mia pelle non passa mai, no mai. Sicuramente stai dormendo nel letto di un altro pure stasera, ma che pena, siamo sempre alle solite, una tirata tutto il weekend, tu mi nascondi le storie e mi racconti un'altra bugia, vuoi la verità, ora penso a me, in mezzo a questo disordine, sarà strano ma ti sento addosso, come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie, stiamo solo di venerdì, bailando contigo sì, per un'ora ti sento mia, non è amore, è una malattia, questo maledetto film. Eccoci qua di nuovo in diretta. L'ossessione che ha una certa politica nei confronti delle forze di polizia, ecco perché ho voluto aprire con questa canzone. Intanto ringrazio sempre Radio Libertà per lo spazio che dedica alla Polizia Penitenziaria al mondo carcere, ma a tutte le forze di polizia in generale. Questa è stata una settimana abbastanza particolare. Ne approfitto, grazie Natalia, alla regia, sempre preziosa. Ne approfitto per presentare il nostro primo ospite, e che ospite, oltre ad essere un caro amico, ma è il capo dipartimento, ex parlamentare, capo dipartimento sicurezza e immigrazione della Lega. Con noi abbiamo Gianni Tonelli. Ciao Gianni. Ciao Come carissimo stai? Antonio, tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Bene. C'è stata una settimana un po' Grazie. particolare, Gianni. Ho voluto mettere questa canzone Ossessione proprio perché una parte politica, sempre la sinistra, è ossessionata dalle forze di polizia. Ogni intervento devono trovare comunque qualche cavillo per rompere le scatole. È ossessionata, io l'ho definito anche, ho descritto bene, ho dedicato un capitolo intero nel mio libro, il partito dell'antipolizia e degli allergici alle divise, il partito dell'antipolizia, cioè è un modo di essere e di pensare che prende un po' vari partiti della sinistra e che ha come denominatore comune l'avversità congenita, compulsiva contro le forze di polizia, quindi tutto ciò che è legalità, tutto ciò che è istituzione, tutto ciò che è vivere civile, anche per un motivo proprio, sono deformati mentalmente. Se devo parlare per esempio per la mia professione, il principale compito è quello chiaramente del controllo del territorio e della tutela dell'ordine pubblico. L'ordine pubblico per loro è qualcosa di oppressivo, per me, per quanto mi concerne, penso per noi le persone normali tutte, è concordia e pacifica convivenza, ossia quell'elemento che è in grado di garantire qualsiasi progresso materiale, morale, economico, culturale ad una comunità. Loro sono ossessionati invece in senso negativo. Assolutamente sì, infatti la canzone non proprio a caso, perché abbiamo letto di tutto e di più, stanno facendo passare un normale intervento di polizia, ripeto, un normale intervento di polizia su una persona estremamente agitata. Gianni, io mi permetto di dirlo perché nel nostro di lavoro all'interno degli istituti penitenziari noi spesso abbiamo a che fare con questo tipo di interventi, perché di persone che vanno in escandescenza noi purtroppo la viviamo all'ordine del giorno. Per tutti noi operatori è un normale intervento di polizia e stanno facendo venire fuori veramente l'impossibile. La cosa che fa più male è che comunque compagini politiche, che comunque rappresentano poi persone che rappresentano le istituzioni, quindi il sindaco Lepore, che ha dato via questa escalation di violenza col suo invito a questa fantomatica manifestazione di solidarietà non ho capito per chi, e lì c'è stato un intervento di polizia, voglio dire, purtroppo è accaduto questo, è potuta mancare una persona, ma certamente non per responsabilità da attribuire ai due operatori che sono intervenuti. Guarda, leggevo anche su Repubblica, voglio dire, ci sono i video integrali e sembrerebbe che tutto si sia svolto nella norma, no? Sì, non solo nella norma, ma faccio notare anche questo, la persona
lo scrive proprio Repubblica, quindi è una fonte, non si può dire che è complice magari o compiacente nei confronti di quello che stiamo noi sostenendo. Era da 40 giorni che la persona aveva dei forti problemi, era in cura in un centro di igiene mentale, non prendeva farmaci, i farmaci che gli erano stati prescritti non li assumeva, e si è visto perfettamente dai primi filmati, prima ancora che arrivasse la polizia, come era là per terra. Allora chiedo io, tutta questa grande solidarietà che vi è stata o che cerca di essere oggi, che mi sembra molto peloso sotto il profilo politico-ideologico, questa grande sensibilità di chi gli stava attorno, che è risuscitata, voglio dire, stranamente, tutti in una volta, dove era? Non potevano in 40 giorni rivolgersi al centro di salute mentale e chiedere un intervento dei medici, magari anche valuteranno poi loro se avrebbero valutato poi loro se vi era la necessità o meno dell'applicazione di un TSO, e in questo caso il sindaco Repore avrebbe dovuto firmare, perché a lui l'autorità sanitaria, l'autorizzazione per questo trattamento sanitario obbligatorio. Invece nessuno si è visto, questa persona abbandonata al suo destino era là in una piazza per strada che urlava agli spettri, e i miei colleghi sono dovuti arrivare e raccogliere i cocci di tutto un sistema che non ha funzionato e che magari è proprio in capo alla sanità, agli enti locali territoriali. È una cosa ingiusta, tra l'altro il filmato è molto lineare, non vi sono state alcun tipo di violenza. I miei colleghi prima di intervenire sono stati poi obbligati ad intervenire, perché la persona, come i filmati dimostrano, stava iniziando una colluttazione, perché stava aggredendo delle persone, un'auto che passava con i loro occupanti, e quindi vi è stata necessità, ma per 40 minuti hanno cercato di calmarlo, di fermarlo e altro. E voglio dire, tra l'altro c'era anche personale della Croce Rossa lì ad assistere, nessuno ha usato violenza a nessuno, e molte volte, come hai detto tu, anche nelle carceri vi sono situazioni del genere. Dobbiamo anche fare una sottolineatura. La legge Basaglia, che fu un passo in avanti di grande civiltà, però ha scaricato sulla società e sulle famiglie queste persone magari a volte problematiche, persone che quindi commettono anche reati, finiscono nei carceri oppure nelle strade e devono essere poi gestiti da noi, e sembra quasi che la colpa sia la nostra se questi purtroppo hanno dei problemi. E qui c'è una questione da rivedere. Assolutamente, perché questo è un problema che riscontriamo tantissimo anche nelle nostre carceri, perché veramente da Bolzano a Canicattì ogni giorno ci sono eventi critici e vedono protagonisti questa tipologia di detenuti, perché purtroppo spesso hai a che fare con persone malate che in teoria non potrebbero stare in carcere perché non di facile gestione, andrebbero curate. Però ecco, come hai detto giustamente tu prima, io avevo ascoltato un tuo intervento sui profili social ieri e mi ha colpito tantissimo, e assolutamente perfettamente ragione. Le istituzioni, quindi il sindaco Lepore e tutti coloro che si dovevano occupare di questa situazione, parenti annessi che oggi ovviamente chiedono giustizia che cosa non si sa, però nessuno si è preoccupato di far curare questa persona. E come Fakir ce ne sono tantissimi nei nostri istituti penitenziari, e ogni giorno i miei colleghi sono costretti comunque ad intervenire, e ovviamente sempre nel rispetto delle norme, e a subire, perché Gianni, credimi, tantissime aggressioni subiscono i miei colleghi all'interno dei istituti penitenziari, perché voglio ricordare che all'interno noi siamo a mani nude, e quindi questi signori in quel momento sono veramente incapaci di intendere e di volere, vanno fuori di testa, come abbiamo visto il video di Fakir, che era incontrollabile. Sono arrivate tantissime telefonate al 113, voglio dire al numero di emergenza, quindi non è che si è intervenuto su una persona e si è menato o fatto chissà che cosa. Lo dice Repubblica, un giornale non certamente di destra, voglio dire, quindi è mai stato, voglio dire, tenero nei confronti delle forze dell'ordine. Una cosa, Antonio, se mi consenti, vorrei stigmatizzare, per dare un merito grandissimo al partito che rappresentiamo, cioè alla Lega. Le bodyguard. Io iniziai nel 2013 una battaglia proprio a Bologna, in solitario, ero allora presidente del sindacato autonomo di polizia, e per dotare gli operatori delle forze di polizia di bodycam, cioè di fronte a sentenze, pronunce delle autorità giudiziarie che erano
abbiamo perso Gianni, se possiamo riprovare. Sì, effettivamente Gianni stava dicendo una cosa giustissima. La Lega ha voluto fortunatamente le bodycam addosso agli agenti di polizia, alle forze di polizia che comunque operano sul territorio, che anche la Lega ha voluto le bodycam all'interno degli istituti penitenziari, e da poco è iniziata la sperimentazione anche all'interno degli istituti penitenziari, quindi una cosa giustissima e utilissima, perché ecco, solo in questo caso viene fuori realmente la verità, non video girati da persone comuni, ma bodycam indossate dagli operatori di polizia sul territorio e anche all'interno degli istituti penitenziari. Eccomi Gianni. Sì, dicevo proprio a Bologna ci furono delle pronunce delle autorità giudiziarie che destarono grandissimo e fortissimo turbamento e sconcerto all'interno della Polizia di Stato, e allora proprio decidemmo di dover adottare questo strumento, chiedendo, voglio dire, di poter alle persone, andando per strada in Piazza Maggiore, in via Ugo Bassi, che sono le zone centrali della città, di dare un contributo per comprare queste bodycam, queste loro le chiamiamo spy pen, che compravamo direttamente dalla Cina e che avevano un prezzo abbordabile. Perché? Perché noi dicevamo le menzogne si combattono solo con la verità. Se vi è un sistema in cui l'operatore delle forze dell'ordine è l'anello debole della catena, un sistema in cui a ogni asino che raglia finiamo la sbarra, un sistema in cui vale più la parola del delinquente rispetto a quella del pubblico ufficiale, allora dateci questo strumento, videofono registriamo i nostri interventi, mettiamoci sotto una teca di cristallo, sotto i raggi X, in modo tale che la verità possa realmente trionfare. Finalmente questa battaglia, vuol dire, quando andai in Parlamento nel 2018, il primo disegno di legge che depositai aveva proprio all'articolo 1 questo tipo di strumento. Le dinamiche della legislatura scorsa non lo consentirono, ma quest'anno, anche grazie all'aiuto, voglio dire, di Nicola Molteni, del sottosegretario, e di tutta quella che è la pattuglia parlamentare, dal capigruppo Iesti e Pirovano al Senato e alla Camera del Senato, siamo riusciti a far approvare nel decreto sicurezza 1 proprio un articolo in cui è previsto questo strumento. Oramai i bandi sono pronti e sono stati stanziati anche i soldi, verranno dotati. I colleghi questa volta, se riusciranno a ottenere giustizia, e non vedersi caricati degli addebiti che non hanno, è proprio grazie a questo strumento ed è grazie alla Lega che siamo riusciti ad ottenerlo. Assolutamente quindi, sì. Voglio dire a tutte quelle persone e voglio dire al nostro partito che ha fatto questo. È riuscita a dotare gli operatori delle forze dell'ordine, oltre al taser e a tanti altri strumenti, anche di questo, che è uno strumento fondamentale che fornirà lo spaccato reale di quello che è accaduto. Assolutamente Gianni, questa è stata una grandissima battaglia del sottosegretario Nicola Molteni, che ne approfitto per salutare, è stato ospite da noi venerdì scorso. Come dicevi tu, le bodycam, il taser, che è fondamentale. Prima, quando è caduta la linea, dicevo a chi ci ascolta che fortunatamente anche all'interno degli istituti penitenziari è partita la sperimentazione per l'uso delle bodycam, assolutamente, che sono fondamentali, perché solo le bodycam possono dire la realtà e ciò che è accaduto, perché spesso poi ti ritrovi a dover giustificare l'ingiustificabile. Banalmente faccio sempre questi esempi. Sì, è vero, e si vede anche dalla fotosegnaletica che tu hai una mano stampata in faccia, ma la bodycam è in grado di far vedere che questo gesto compiuto da me, operatore di polizia compiuto, non è stato deliberato per cattiveria, ma tu avevi una spranga quando io ti avevo arrestato, perché avevi magari 2 etti di cocaina, stavi spacciando, con una spranga mi volevi aprire la testa. Allora la dinamica degli eventi è completamente differente, perché se non ci fosse la bodycam sarebbe la mia parola contro la tua. Allora ti ho picchiato deliberatamente, o io semplicemente nella logica del minor sforzo, del minor sacrificio, ti ho colpito con una sberla per evitare di dover soccombere di fronte a una spranga di ferro. Ecco, banalmente questo, potrei fare milioni di esempi, ma sono esempi concreti con i quali nel mio servizio in polizia mi sono dovuto misurare. Assolutamente sì, e questo, guarda, l'utilità della bodycam va vista anche, sono girati tantissimi video, no? Sui social, però nessuno di questo poi comunque poteva raccontare ciò che è successo realmente. Invece la bodycam lo fa ed è fondamentale, ti può scagionare ad accuse fasulle, perché è quello che sta accadendo in giro. Sento solo esclusivamente accuse fasulle, sempre dalla solita parte politica. Niente.
Gianni, ti informo che adesso con noi in diretta una persona che forse leggermente conosci, abbiamo l'europarlamentare della Lega Silvia Sardone, nonché vice segretario federale. Ciao Silvia, buongiorno. Ciao, ciao, ciao. Ma Gianni e Gianni Tonelli? Sì, Gianni Tonelli, sì. Ti ho Ah, detto, perciò ho fatto... tanto, lo saluto tanto, Ho detto, caro forse amico. leggermente la conosci. Niente, Silvia, parlavamo di ciò che è accaduto a Bologna l'altro giorno, no? Un qualcosa di assurdo, quello che stiamo sentendo in giro sempre dai soliti noti, perché ieri leggevo degli interventi dalla Salis, dalla Cucchi, comunque quella parte politica che veramente non perde tempo per fare brutte figure. Quindi volevo La Salis non sarà sembrato vero di non parlare dei licenziamenti senza giusta causa che ha fatto al Parlamento europeo. Adesso dovrà pagare 300.000 euro, assolutamente. Quindi volevo un tuo ma non li pensiero. dovrà pagare lei, tra l'altro, dovremmo pagare noi. Ah, bene. Perché in realtà è il Parlamento europeo l'istituzione che deve pagare. Ah, bene. Anche questa è una bella notizia, quindi voi che ci ascoltate, ecco. Silvia, volevo un tuo pensiero rispetto a ciò che è accaduto l'altro giorno a Bologna. È stato un qualcosa di veramente triste e squallido, tutto ciò che è accaduto in merito a scontri, accuse, fasulle. Io ho aperto la trasmissione con la canzone Ossessione, e l'ossessione che ha la sinistra verso le forze di polizia. No, ieri ero ad un dibattito con una esponente di potere al popolo che faceva affermazioni dilavanti dicendo che è stato ammazzato questo personaggio dalla polizia. La realtà è che se la polizia non fosse intervenuta, la polizia che era stata chiamata, ricordiamo, dai cittadini che tra l'altro hanno aiutato i poliziotti nell'intervenire, avrebbe dovuto rispondere sì, ma per l'omissione dell'intervento che era stato richiesto. Quindi l'unica certezza che abbiamo oggi è che i poliziotti sono intervenuti perché è stato chiesto loro di intervenire e le bodycam, tra l'altro fortemente voluti dalla polizia, ci restituiscono immagini molto chiare in tal senso. Poi ovviamente la magistratura accerterà quello che deve accertare, ma è evidente a tutti che il fatto stesso che il poliziotto intervenuto avesse comprato di tasca sua la bodycam, proprio perché nel decreto sicurezza approvato nel 2025 è finalmente stata approvata la possibilità per i poliziotti di avere le bodycam, che però saranno fornite loro solo alla fine di quest'anno, e quindi lui nel frattempo se l'era comprato di tasca sua. Cioè a me sembra già questo, no? Basterebbe Sì. per ringraziare il poliziotto per essere intervenuto e anche per come ha voluto intervenire, tutelandosi con la bodycam. Tra l'altro è stata una grande, non so se Gianni ancora mi sente, ma è stata una sua grande battaglia, quella della bodycam, Gianni. che lui per primo ha voluto richiedere insieme al SAP e poi l'hanno portata a casa grazie a Molteni, al nostro governo, ma sicuramente per merito della pressione che loro sono riusciti ad imprimere al governo. Assolutamente, lo dicevamo prima, no? È stata una battaglia della Lega, le bodycam e poi il taser per le forze di polizia, e io aggiungevo che davo una notizia che comunque fortunatamente anche all'interno degli studi penitenziari è partita la sperimentazione per l'uso delle bodycam, che sono una tutela per tutto il personale che opera all'interno degli stessi, visto che il dato è chiaro. Purtroppo ai noi, soprattutto negli studi del nord, vede 60 di presenza di detenuti stranieri, la gran parte provenienti dal Maghreb, e lì abbiamo, come dicevo prima Gianni, Silvia, noi abbiamo una grandissima difficoltà proprio nell'intervenire verso queste persone, perché diciamo che il 90% di essi sono responsabili degli eventi critici che accadono all'interno degli istituti penitenziari. I fakir all'interno degli istituti li vedi quasi tutti i giorni, perché vanno in escandescenza, sbattono, fanno, e noi all'interno abbiamo le mani nude, facciamo veramente una fatica enorme a gestirle certe dinamiche. Quindi ma quello lo posso immaginare bene, non solo nelle carceri. Le rivolte contro la polizia sono purtroppo ancora frequenti anche nei CPR. Io stessa sono stata al CPR di Milano, qua di Via Corelli, a seguito di attacchi subiti dalle forze dell'ordine da parte di chi
all'interno insomma rimane in attesa del rimpatrio. Quindi noi dobbiamo esprimere solidarietà come politici alle forze dell'ordine, vicinanza, e mi stupisce negativamente la chiamata alla piazza fatta dal sindaco Lepore, lo stesso sindaco che ha regalato di fatto immobili ai centri sociali e che ben poteva prevedere cosa sarebbe accaduto sia ai 64 agenti feriti sia agli oltre 300.000 euro di danni che ci sono stati. Assolutamente sì. Leggevo prima la denuncia fatta dal SAP e condivido in pieno che ha denunciato il Sì, sono sindaco. molto contenta che il SAP abbia denunciato il sindaco. L'auspicio è che veramente possa poi esserci un ammonimento del sindaco per quello che ha fatto. Rimane che la Lega ha richiesto con un disegno di legge che gli organizzatori delle manifestazioni versino delle fideiussioni o comunque degli importi a garanzia di eventuali danni arrecati, perché se è vero come è vero che partiti come la Lega hanno sempre manifestato non lasciando nulla in disordine, è altrettanto vero che quando ci sono altri tipi di manifestazioni a pagare il conto siamo sempre noi. Assolutamente sì, ma è quello. Gianni, volevo un tuo Sì. pensiero sulla denuncia del SAP che tu ben conosci. Io Fatta al sono ben contento che il mio sindacato abbia proceduto in questa direzione. Come ben sai, sono stato segretario generale di questo sindacato, sono oggi tuttora presidente onorario. Ha fatto bene. Il motivo è molto semplice in questo senso. Credo che gli operatori di polizia che lavorano come tutte le altre persone dentro ad un cantiere edile o un'impresa abbiano diritto anche essi alla sicurezza e alla tutela della salute. Comprendo perfettamente e comprendiamo tutti che il nostro è un lavoro difficile, dove intrinsecamente, è legato intrinsecamente al rischio, ma rischi inutili, soprattutto determinati da quelli che sono centri istituzionali che in maniera irresponsabile hanno determinato una situazione negativa, devono trovare un punto di sanzione da parte dell'ordinamento. Ecco perché pagheremo a tutti i nostri 64 colleghi, a coloro che vorranno fare causa civile al sindaco, oltre a quello che è l'esposto che faremo alla procura per la responsabilità. Tra l'altro una manifestazione convocata senza il rispetto delle procedure previste dalla legge, perché la richiesta deve essere formalizzata, non può essere mandato con un WhatsApp o con un SMS, così avvisando qualcheduno della questura o della prefettura. Deve essere formalizzata all'autorità di PS e nella formalizzazione vi devono essere tutta una serie di elementi, le persone che si pensano debbano partecipare, e quante sono, dove, la location e tutta una serie di altri elementi, cosa che invece non è stata fatta, e questo, voglio dire, è un'altra mancanza, perché qui sembra quasi che certe città, certe Bologna, la sinistra si voglia sempre sentire al di sopra delle regole e decida di fare come e quanto vuole. Mi dispiace, ci sono delle regole da rispettare anche per loro, e soprattutto penso che la dignità, la salute e la sicurezza anche di un operatore di polizia che ha scelto di fare un lavoro rischioso debba comunque essere salvaguardata, debba essere esposto in maniera minimale rispetto a quelle che comunque sono circostanze congenite alla professione. Assolutamente sì. Poi la cosa che ha fatto più male, che a me veramente ha fatto di mamma mia, è che l'istituzione che dovrebbe tutelare le forze di polizia è la prima a metterle in difficoltà e metterle alla gogna. Questo veramente mi ha fatto rabbrividire. Silvia, io ne approfitto della tua presenza, volevo chiederti anche magari un qualcosa rispetto a questa emergenza relativa ai tantissimi stranieri presenti in Italia, ma presenti in Italia solo e esclusivamente per delinquere, e noi che lavoriamo nel mondo carcere ne sappiamo qualcosa, perché prima ti davo un dato: soprattutto gli studi del nord, il 60-70% sono detenuti stranieri di non facile gestione. Guarda, io credo che questa sia la vera sfida che questo governo deve riuscire a portare a casa prima della fine del mandato, per essere credibile alle prossime elezioni. Noi abbiamo fatto troppo poco come governo sulla sicurezza rispetto a quello che avremmo voluto fare, e quello che abbiamo fatto non siamo stati in grado di comunicarlo adeguatamente, ed è proprio per questo che come Lega chiediamo che Matteo Salvini cambi le deleghe
tornando ad essere il ministro degli interni, perché sappiamo perfettamente che quando lo è stato la musica è cambiata, ed è cambiata anche in Europa. Pensate che durante la plenaria, che è il momento una volta al mese in cui il Parlamento si riunisce a Strasburgo, quindi se vuoi il momento più importante, il tema dei migranti era tornato ad essere cruciale. Non c'era una seduta senza la quale si parlasse di questo argomento. Adesso non se ne parla più nessuno. Assolutamente sì, e ripeto, io lo ribadisco semplicemente perché i colleghi che lavorano sul territorio hanno delle difficoltà enormi e basta guardare i TG tutti i giorni ciò che accade. Voglio ricordare il povero capotreno il povero capotreno che è stato accoltellato e ammazzato. Sì, ma c'è una bella differenza tra quelli che vengono qua, rispettano le regole e si integrano e tutti gli altri che hanno intenzione di delinquere, non integrarsi o al peggio imporre la loro cultura. Io guarda, mi collego anche ad un fatto che a me tocca molto. Io ho segnalato che in Trentino questa insomma una piscina pubblica che ha deciso di dedicare un giorno alle sole donne, quindi per farle andare anche con i burkini a farsi il bagno. Mamma mia, ragazzi, dove siamo arrivati? Non è una roba normale. Vabbè, io l'ho assistito, io ogni volta che vedo una con i burkini, con accanto il marito con il costumino, mi girano le palle, posso dirtelo? Certo, assolutamente 40 gradi. Dici, ma canzone che questa tutta bardata e quello lì è lì mezzo nudo, cioè è proprio un concetto della donna che non ci appartiene, non ci è mai appartenuto. Noi siamo l'Occidente delle libertà, delle parità, e buttare tutto nella fogna semplicemente in nome di un'integrazione che non c'è, a me dà fastidio molto. Assolutamente sì. Guarda, proprio qualche settimana fa mi è capitato, ero in piscina con mia figlia mi tocca, papà, ma guarda quella lì, cioè era entrata in piscina completamente vestita col burka, cioè capito? Cioè veramente io sono rimasto che dico no dai, è assurda sta cosa qui. Queste sono cose. Poi vedi il marito accanto con no in costume, te lo confermo, era assolutamente sì, cioè è quello che ti fa riflettere, deve essere coperta e tu no. Assolutamente. Mi date un minuto che andiamo, un minuto proprio di pubblicità e riprendiamo, poi ovviamente se avete da andare vi saluto. Grazie mille. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. The room was completely... Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Eccoci tornati in diretta. Ne approfitto un secondo per ricordare i numeri, perché sta seconda parte, per chi volesse intervenire o fare domande agli ospiti o esprimere il proprio pensiero, il numero per la diretta è lo 029294 7222, ripeto 029294 7222, per i più timidosi, come dice Federico, e il numero WhatsApp è il 340 6709 659, ripeto 340 6709 659. Abbiamo con noi in diretta l'europarlamentare e vice segretario federale Silvia Saldone e il caro amico capo dipartimento sicurezza e immigrazione della Lega, ex parlamentare, ex di tanto perché ha fatto tantissimo nella carriera, Gianni Tonelli.
Ecco, ripartiamo dai fatti di Bologna, perché è un qualcosa che ha toccato un po' tutti, soprattutto a chi tiene alla sicurezza, alla legalità, perché le immagini di Bologna hanno fatto veramente male. E quando poi pensi che a far partire tutto ciò è stata un'istituzione, fa ancora più male. Un'istituzione che forse magari si doveva muovere prima per risolvere le problematiche annesse a Fakir o a tanti altri come lui. Non ci deve non ci deve pensare il cittadino ad avvertire le forze di polizia o a rischiare la pelle. Sbaglio, Silvia? Sì, sì, anche perché i servizi sociali sono sotto la sua competenza ed è evidente che anche quelli di sinistra che dicono no, doveva essere aiutato prima questo personaggio, ricordiamogli che la competenza ad aiutarlo l'aveva il loro sindaco. Detto questo, io rimango sempre basita quando vedo chiamata alla piazza in casi come questi, e tra l'altro l'abbiamo visto anche con il caso Rami, dove esponenti del PD abbiamo subito parlato di omicidio da parte dei carabinieri, quando poi insomma la realtà che ci ha consegnato fino ad oggi la magistratura è totalmente diversa e non l'hanno manco toccata quel moto. Però loro sono stati subito pronti a scendere in piazza attaccando in qualche modo le forze dell'ordine in nome di una richiesta di verità che poi, quando è arrivata, ha dimostrato l'opposto di quello che loro sostenessero. Assolutamente. Guarda, prima di lasciarti vorrei un tuo pensiero, perché so che hai sicuramente da fare, sulla norma in Consiglio dei Ministri sui minori imputabili da 14 anni, la stretta antimaranza, Okay. diciamo. Sì. Sì, guarda, il tema dei Maranza è un tema molto importante, molto attuale, che è stato sottovalutato dalla sinistra, che a un certo punto addirittura li descrivevano come fenomeno sociale positivo. Io ho 2 figli adolescenti e quando escono la sera il timore che mi accompagna è quello che accompagna tantissimi genitori. Credo che delle norme che di fatto consentano la punibilità anche di ragazzini che oggi vanno in giro con il coltellino a sciupare la gente sia una norma assolutamente di buon senso, quindi bene ha fatto il governo a portarla avanti. Assolutamente sì. Silvia, io ti ringrazio, grazie veramente. Grazie sempre a te, un abbraccio fortissimissimissimo a Gianni. Ok, a presto. Grazie. Ciao Silvia, buona giornata. Gianni, eccoci. Ne approfitto per chiedere un tuo parere anche su questa questione qui relativa ai minori imputabili da 14 anni. Secondo me è giustissimo, perché condivido quello che ha detto Silvia, semplicemente perché anche io ho una figlia adolescente, quindi effettivamente quando è fuori casa io non è che sono preoccupato, ma di più. No, la norma è sacrosanta. Intanto bisogna dire, per coloro che cercheranno di deformare il concetto, che la non imputabilità dei minori al di sotto dei 14 anni non è stata toccata. Il problema è tra 14 e 18 anni. Si inverte l'onere della prova. Prima bisognava che il giudice dimostrasse che la persona era o non era capace di intendere, di volere, e il grado di consapevolezza che potesse avere. Oggi invece si presume per legge, e parliamoci chiaro, con il tipo di sollecitazioni che i ragazzi oggi ricevono, col percorso formativo che hanno, internet e tutto il mondo veramente dell'informazione, non si può pensare che un ragazzo a 16 anni non abbia la consapevolezza di certi gesti. Non si può pensare che un ragazzo a 16 anni, quando prende e esce di casa con un coltello, anche a 14, non sappia quello che sta facendo, che sia un'azione negativa, e soprattutto quando decide di usarlo non sappia che sta facendo il criminale. Quindi dover pensare che non sia imputabile, ma bisogna dimostrare che invece era consapevole di quello che faceva, mi sembra veramente che sia una norma fuori dal tempo.
fuori dal tempo. Non a caso faccio notare che una volta la maggiore età, quando io ero bimbetto, la maggiore età si acquisiva a 21 anni. Poi chiaramente l'evoluzione della società ha fatto sì che si riconoscesse la maggiore età, quindi la capacità di intendere, di volere, l'acquisizione della capacità di agire a 18 anni, proprio perché si è riscontrato, si è ritenuto che a 18 anni le persone fossero già mature e fossero quindi consapevoli di quello che facevano. La stessa cosa vale oggi per i minori, quindi la cosa è una norma sacrosanta rispetto a quello che viene fatto in questa legislatura da questo governo. Se mi consenti, volevo soltanto richiamare l'attenzione sui fatti di Bologna, su in particolare la grandissima umanità che si rileva da tutti i filmati e che caratterizza l'intervento dei due poliziotti. Due poliziotti che con grande umanità e pazienza sono stati lì, rischiando anche del proprio, perché cercare di calmare una persona del genere e per un lungo tempo così significa anche esporsi continuamente ad un rischio, perché quella persona era pericolosa per sé e per gli altri, e si dimostra che si vede chiaramente, voglio dire, dai filmati. Non solo, la prima cosa che mi ha colpito è stato proprio questo: una persona straniera a dorso nudo che spontaneamente aiutava i due poliziotti e altre che ruotavano lì attorno pronte ad intervenire, ad aiutarli, perfettamente consapevoli del prima e del durante di quello che stava accadendo. E quindi conoscevano la persona, sapevano che era una problematica, ecco, e risottolineo il fatto che per oltre 40 giorni, come sottolinea Repubblica, come ci evidenzia Repubblica, ci notizia Repubblica, per 40 giorni è stato abbandonato a se stesso, salvo poi scoprire tutto a un tratto delle grandi sensibilità nei suoi confronti. Assolutamente sì, è quello che dicevamo all'inizio, no? Quindi, poi lo dice, ripeto, Repubblica, non un giornale vicinissimo alle forze di polizia. Gianni, con noi abbiamo intanto un ascoltatore che hanno la precedenza. Pronto? Pronto Antonio? Sì? Ciao, ciao, sono un tuo collega. Ah, ciao. Mi chiamo Pasquale, penso che mi conosci, no? Leggermente. Ciao Pasquale, come stai? Vuoi fare una domanda a Gianni che è collegato? Ho chiamato prima di tutto per salutarti e per ringraziarti come al solito per tutto quello che fai e per quello che state facendo in campo politico. Però poi volevo chiederti una cosa che mi è sfuggita, se posso, anche se sembra fuori luogo, però ti faccio lo stesso questa domanda. Ma la manifestazione per Monica Esposito, morta dopo 69 giorni, l'attentato, che io lo chiamo attentato di Modena, per la guida. No, non c'è stata, Pasquale. Di un certo Salim Kaddouri. A che ora è? No. Perché non riesco a capire quando si fa e a che ora è. Guarda, credo che sia lo stesso. Credo che sia lo stesso giorno e la stessa ora della manifestazione del povero capotreno ammazzato a Bologna, dove non si è mosso un dito da parte di nessuno. Ricordiamo il capotreno che è questo, stato. Secondo te è uno stato civile? Assolutamente. In questo caso ti faccio rispondere da Gianni Tonelli. Pasquale. Gianni, rispondi tu. Non è uno stato civile, perché questa generalizzazione sarebbe sbagliata. È una sinistra che molte volte è troppo, o una parte della sinistra che è troppo faziosa. Cioè l'Epore è andato alla caccia di quelle frange, visto che si sta avvicinando di nuovo alla riconferma e quindi presto dovrà scendere in campagna elettorale per di nuovo il suo posto da sindaco, è andato alla caccia di quelle frange estreme che in questo momento non vanno a votare, per cercare di convogliarne nel voto. La cosa gli è sfuggita di mano, però le questioni di bottega, cioè tu hai dei doveri istituzionali, sindaco Lepore, è irresponsabile. Io l'ho detto chiaro nei miei comunicati stampa, era scritto nella roccia che sarebbe accaduto. Tutti lo sapevano, era preventivabile, è una cosa banalissima
per chi fa questo mestiere sapere che si sarebbero non infiltrati. Quella è stata una chiamata alle armi all'antipolizia, al dagli al poliziotto. E quindi è chiaro che ci sarebbero stati degli scontri e ci sarebbero stati dei problemi. E queste cose erano già state scritte in anticipo. Io, come 1000 altri, le avevamo scritte in anticipo. Ed è indecente il fatto che vi siano non sensibilità reali all'interno anche del mondo della vita pubblica, ma siano delle sensibilità false e pelose su interessi di bottega. Questo è qualcosa di disgustoso e si gioca sulla pelle di chi purtroppo fa un lavoro, indossa una divisa e rischia tutti i giorni sulla propria pellaccia. Non è possibile, ha scritto bene Stefano Paroni, non siamo carne da macello. Lui invece si è comportato in maniera irresponsabile. Bologna, faccio notare, che è al primo posto per quanto riguarda le violenze carnali sulle donne. Io manifestazioni per questo non ne ho mai visto. Interroghiamoci per quale motivo. Qual è la fonte di queste violenze? Qual è il ceppo? Sono bianchi? Sono i bolognesi? Sono quelli che mangiano i tortellini, che violentano le donne, la gran parte? Oppure, se andiamo a vedere, ci sarebbe da scoprire un mondo e da dover spiegare come mai la gran parte sono stranieri, e quindi non dico in stato d'accusa il fatto di essere stranieri, perché non voglio fare questo, non voglio cadere in questa trappola, però un problema se lo si deve porre, come si parlava prima dei reati o di altro. Però ecco, questo dimostra la faziosità di un'azione di vita pubblica, e tra l'altro di un esponente così importante come il sindaco Lepore, che è il sindaco del capoluogo di una delle regioni più importanti d'Italia. Gianni, intanto voglio avvisarti che abbiamo un altro ospite che tu forse lo conosci, forse per sentito dire, non so, ti dice qualcosa Luigi Zaccaria? Sì, un carissimo amico. Ciao Luigi, come stai? Ciao Antonio, un abbraccio al grande Gianni, che rappresenta l'icona per tutti i corpi di polizia, non solo per la Polizia di Stato. Già Luigi è già intervenuto altre volte, è coordinatore regionale del Dipartimento Carceri e Polizia Penitenziaria della Lega del Lazio, molto attivo. Gianni, ho chiesto di intervenire a Luigi perché volevo aprire un altro capitolo triste di questa settimana. Leggo solo che pene da 7 a 21 anni, chiesti quasi 100 anni di carcere. Non parliamo di un grande attentato, non parliamo di un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio, associazione a delinquere mafiosa o camorristica o 'ndranghetista. Parliamo di 105 poliziotti penitenziari in servizio presso l'istituto di Santa Maria Capovetere, la famosa questione accaduta nel 2020 per sedare delle rivolte. Il giorno successivo Leo Bollente, comunque è partito questo processo e le pene, ripeto, quasi 100 anni di carcere, è assurdo. Ad alcuni dirigenti, al dirigente Colucci 21 anni e 4 mesi, al comandante di reparto 14 anni. Ragazzi, ma stiamo scherzando? Ovviamente poi la giustizia farà il proprio corso, ovviamente ci saranno poi le difese, ovviamente poi deciderà il giudice, però delle richieste veramente assurde. Gianni. No, io mi ricordo bene il fatto, eravamo in aula in Parlamento, presi la parola per stigmatizzare anche le modalità, mi ricordo, della notifica, che erano state qualcosa come se gli operatori fossero dei criminali. Devo dire questo. Non siamo andati a votare, mi dispiace che gli italiani abbiano fatto una scelta scellerata, scambiando, voglio dire, un referendum fondamentale, tra l'altro promosso dalla sinistra storica, come invece una partita di calcio, quindi con la logica della tifoseria. Ma la legge in Italia era necessaria quella riforma, perché la legge non è uguale per tutti. In maniera molto chiara, la legge non è uguale per tutti, lo vediamo. Vogliamo fare un altro esempio banale per poterlo rapportare a questo? Guardiamo, voglio dire, il gioielliere che è stato condannato quasi a 15 anni, e se pensiamo, voglio dire, con tutte le attenuanti, tra l'altro dall'età, tutte che potevano essere applicate, e invece ci troviamo che, facendo riferimento al delitto di Garlasco,
voglio dire, con tutte le aggravanti era stato condannato alla stessa pena a 16 anni. Cioè, non è uguale per tutti. Io vedo comportamenti che vengono sanzionati con una rigidità straordinaria e vedo dei comportamenti invece con una bonarietà infinita. E in questo caso credo che ci sia un accanimento nei confronti, mi voglio augurare che l'organo giudicante sappia realmente invece riportare in equilibrio la questione. Assolutamente sì. Luigi. Sì. Allora io voglio fare un appunto anche su quello che diceva l'amico Gianni, che stimo tantissimo. Ricordo con Gianni tante battaglie insieme, anche ricordo nel 2020 la prima manifestazione che ha unito tutti i corpi di polizia a Piazza del Popolo. Fu un'iniziativa straordinaria che vide coinvolti tutti i corpi di polizia e tutte le forze armate. Ecco, oggi c'è bisogno di rivendicare ancora di più un ruolo per gli appartenenti alle forze dell'ordine, ma soprattutto di alzare la voce contro il partito degli antipolizia, contro il partito degli antipoliziotti. Cioè, mi sembra veramente un qualcosa di assurdo. Cioè, la polizia non ha colore politico, la polizia, le forze dell'ordine sono una risorsa per lo Stato. E allora io, quando sento soggetti poi inveire, alzare il livello dello scontro per sperare che accada qualcosa di grave per poter poi scatenare il putiferio contro di noi, rabbrividisco. Ma anche il discorso che non c'è un'equità, Gianni, mi riferisco anche a quello che accadde qualche anno fa, nel 2007, l'omicidio del collega Filippo Raciti, dove il soggetto che commise quell'omicidio fu condannato a 8 anni, e poi diamo 16 anni, 20 anni a 2 operatori di polizia. È vero che ci sono tutti i gradi di giudizio, è vero che abbiamo la massima fiducia nella magistratura, è vero che noi crediamo in tutto quello che le istituzioni giudiziarie rappresentano e che comunque faranno il loro decorso, però non c'è una sproporzione totale su quello che è la valutazione in alcuni frangenti di azioni che vengono ai danni dei poliziotti, degli uomini di vita, rispetto a quello che poi è il sociale dall'altra parte. Quindi andiamo anche a valutare attentamente l'operato degli uomini di vita, perché io, Gianni, ne parlavo qualche giorno fa, con molti colleghi. Scusami Luigi, scusami se ti interrompo, però qua a Radio Libertà l'ascoltatore ha sempre la priorità. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Sono Vittorio della Sicilia, Palermo. Vittorio, ciao Vittorio. Non potevo esimermi di partecipare a questa trasmissione interessante e veritiera, attenzione, però secondo il mio punto di vista modesto, il bando dell'Avatassa parte dall'inizio, quando è stato eletto il centrodestra ed è duraturo come questo. Io lo sapevo e l'ho detto da questa radio, che cominciano gli scioperi lavoratori, CGIL, queste per sovvertire. Quando hanno visto che questo governo sta arrivando alla sua scadenza naturale, adesso hanno paura che ritorni nuovamente un centrodestra e quindi si sono avventati con tutta la strategia dei microfoni e delle piazze che ci hanno in mano, perché ci sono i centri sociali, la verità è questa. Quindi la lotta all'interlocutore, che è una polizia, praticamente va punita, perché devono fare scappare qualcuno, qualche morto, qualche cosa del genere, una tartaruglia, in maniera che succede un incidente grave e così il governo si dimette, arrivano il presidente, nomina il commissario ad hoc, e quando lo dicono loro quando hanno a fare le elezioni. E tutto questo è la strategia, non la dimentichiamo, però per non temere, ritornando a Bologna, in seguito io aspetterei con molta calma l'autopsia, perché io sono convinto al 100% che nell'autopsia spunteranno alcune cose, quando un arresto cardiaco vi fatto suo, un infarto o altre dosi all'interno, perché qualche cosa c'è, non è così normale un ragazzo, indipendentemente di colore, italiano o non italiano, si arriva a questo punto. Se no si dice la polizia, quando io chiamo non chiamiamo più anche per cose, perché ognuno esce dalla sua casa col suo stipendio e ritorna a casa e dice: cara moglie, in questo momento sono sospeso dal lavoro. Ecco, perfetto. Grazie Vittorio. Navighiamo su questi, inutile noi ci rodiamo l'anima, perché sono queste. Io ho visto personalmente, non mi allungo, ho seguito, le potevi dire che ero il responsabile di un turnista dell'aeroporto, va bene?
Vittorio, perdonami, abbiamo i minuti contati. Io lo so, ti ringrazio pochissimo. per essere intervenuto, salutaci tanto la bellissima Sicilia. Vengono gravate le mani. Va bene. Buona serata. Grazie, buona serata. Eccoci, Luigi, perdonami, ma i radioascoltatori hanno sempre la priorità. Vai. Ci mancherebbe. Tornando al discorso anche di Bologna, io vorrei ricordare che il sindaco, in quanto soggetto tutelare, autorizzato e ha delle responsabilità sui soggetti che hanno disturbi psichici, sia a livello sanitario che a livello emergenziale. La legge Basaglia, come diceva l'amico Gianni Tonelli, in base alla legge 180 del 78, prevede l'istituzione di case famiglia. Le case famiglia sono appannaggio totale dei sindaci che sul territorio devono accertarsi con i servizi sociali che vengono istituiti e che facciano il loro servizio. Allora, un soggetto che per 40 giorni cammina per strada, combina casini, deve essere assistito dai servizi sociali e poi accade quello che è accaduto, probabilmente il sindaco, anziché fare quella manifestazione, avrebbe dovuto sincerarsi delle condizioni dei suoi cittadini e dei suoi concittadini. Se ce ne sono anche altri in queste situazioni bisogna fare attenzione, e quindi piuttosto che soffiare sul fuoco farebbe bene a controllare il territorio in modo adeguato in virtù di quelle che sono le responsabilità e corresponsabilità su questo caso che ha. Gianni. Sono qua. Eccoci. No, volevo tornare al discorso di Santa Maria Capua Vetere. Se tu ricordi bene, quando poi sono successi i fatti, noi siamo andati lì con il ministro Salvini, con il nostro segretario federale, 2 volte, nessun altro politico. Mi ricordo benissimo. Salvini ha portato la vicinanza a tutti gli operatori che lavorano all'interno dell'istituto di Santa Maria Capua Vetere, anzi è stato anche attaccata da una certa stampa, sempre i soliti, dicendo che ma lei è venuto a portare solidarietà ai detenuti che sono stati picchiati o alla polizia penitenziaria. Matteo rispose: io sono qua per la polizia. Antonio, ti rispondo veramente con uno slogan che fa parte della storia della mia e della mia organizzazione, e abbiamo veramente da decenni portiamo avanti tutti gli anni questa campagna. Chi difende i difensori? È il quesito, la provocazione che noi poniamo. Voi nelle carceri chi difendete? Difendete un sistema, cercate di garantire nel rispetto della dignità umana l'espiazione di una pena per coloro che sono stati sanzionati dall'autorità giudiziaria e condannati, voglio dire, ad una pena detentiva. Lo Stato però vi deve tutelare, perché le condizioni sono pessime nel quale si lavora, non vi sono strumenti. Parlavi prima che avete fatto di tutto per poter avere anche le bodycam, i taser, di poter riuscire anche voi a non a mani nude a dover affrontare questi soggetti. Qui non si tratta di vessare, non si tratta di essere, ma di fronte a una rivolta o la devi sedare la rivolta o li lasci fare. Allora lasciamoli fare, siamo a posto. Vuol dire che quest'altra volta al pilastro, quando ci sarà una chiamata, di dire: ma scusate, perché non chiamate le orsoline invece che la polizia? E in questo caso anche voi, cioè cosa fate? Chiamate l'opera Pia per sedare una rivolta? Una rivolta è una rivolta da persone che sono in uno stato veramente anche di disperazione, ma voglio dire, è la loro condizione, la loro condizione è frutto di quelle che sono le loro scelte di vita, i loro comportamenti, in questo caso anche i loro crimini. La violenza, la cruenza con la quale vengono poste in essere queste rivolte sono qualcosa di devastante, e dover sedare una rivolta è un problema, non è semplice. Sedare una rivolta non significa prendere una bomboletta spray e spruzzare a delle zanzare. No. Sedare una rivolta significa mettere a rischio la propria incolumità in maniera seria o compiere un'operazione che è estremamente difficile, perché non è un fatto singolo, è una rivolta di un carcere. Gianni, ti do una notizia che io l'avevo scritto sui social. Il giorno prima dei fatti di Bologna, quindi della questione Fakir, nell'istituto bolognese alla Dozza, un detenuto extracomunitario ha infilzato una matita al collo di un poliziotto penitenziario. Il sindaco Lepore, né una virgola, assolutamente, né una parola e né altro. No, guardate, quindi... Io quando sono cresciuto in questa città, sono cresciuto in questa terra, perché sono un romagnolo, voglio dire, vivo a Imola, però devo dire questi aspetti sono una terra meravigliosa, una persona straordinaria, ma questi aspetti veramente di chi governa la nostra sono qualcosa di disgustoso, di deplorevole, questa faziosità, questo
questo concetto di bene e di male che va a corrente alternata ed è elastico a secondo delle convenienze, è qualcosa veramente di deplorevole. Deplorevole, soprattutto è devastante se lo proiettiamo in avanti. Io mi ricordo, allora a questo punto devo dire, rimpiangere certi schemi della Prima Repubblica. Certi concetti di bene e di male, per quanto fosse corrente il dibattito politico, erano chiari: se rubavi eri un ladro. Assolutamente basta, da una parte o da quell'altra. Oggi invece veramente sembra che qui, a seconda delle convenienze, se sei un ladro diventi bravo, diventi Robin Hood perché hai rubato magari per una giusta causa, e voglio dire, da quell'altra parte, se sei una brava persona diventi un delinquente perché semplicemente ti sei difeso. Giusto. Gianni, io ti ringrazio veramente per essere intervenuto, è stata veramente una chiacchierata molto piacevole. Poi ci vedremo certamente presto. Ti auguro intanto, se riesci anche tu, buone vacanze. Ti lascio salutare Luigi. Amico carissimo, ti abbraccio forte, viva le forze dell'ordine, viva tutti i corpi di polizia e soprattutto rivediamoci a settembre tutti insieme per queste battaglie, insieme a Matteo Salvini, perché ce ne saranno tante da fare a difesa dei colleghi e tutti ci aspettano. E poi volevo, se mi dai un secondo, fare un saluto per il grave lutto che ha colpito i colleghi della Guardia di Finanza, della scuola dell'Aquila di Coppito. Questa notte è venuta a mancare una giovane allieva di 22 anni, quindi chiedo a tutti coloro che sono collegati di fare una piccola preghiera per una giovane di 22 anni che ahimè è caduta questa notte, quindi solidarietà ai colleghi della Guardia di Finanza e a tutti coloro che indossano la divisa, che lo fanno sempre con orgoglio, non sapendo poi se tornano a casa la sera, nonostante insomma questo sia un lavoro, ma è un lavoro difficile e faticoso. Quindi, mi associo assolutamente. Gianni, allora a presto, ti auguro buone vacanze. A tutti. Poi ci Grazie sentiamo. Antonio, ciao Luigi, un abbraccio. Ciao Gianni. Ciao. Luigi, noi tanto dobbiamo fare ancora, soprattutto per la questione Natale mi sta minacciando che abbiamo concluso la trasmissione. Quindi facciamo così, Luigi. Io e te prendiamo un impegno, ci sentiamo sicuramente venerdì prossimo, sarai nostro ospite, perché oggi è stata una puntata allucinante, tanto bella, ma quanto allucinante, perché c'era tanto da dire, veramente a me è piaciuta tantissimo, quindi i tempi sono leggermente ristretti. Prendo l'impegno che te, ci rivediamo, quindi non prendere impegni per venerdì prossimo, ci risentiamo. Quindi andremo avanti con i nostri discorsi, perché noi dietro le quinte stiamo lavorando, tanto ancora dobbiamo fare, c'è sempre un work in progress, ci sono dei lavori iniziati che certamente porteremo a termine, quindi ci vediamo venerdì prossimo. Quindi congratulazioni per il livello politico che hai portato oggi in radio, altissimo, con due elementi di una spiccata capacità intellettuale e di sintesi incredibile. Grazie per avermi coinvolto e averli avuti in radio, tra l'altro. Perfetto, ci sentiamo venerdì prossimo in radio. Luigi, un abbraccio e buona giornata. Niente, siamo giunti al termine. Posso dare solo una risposta a un ascoltatore che ci ha chiesto una domanda? A settembre, colui che mi chiede i corsi quando iniziano, a settembre. Niente, grazie sempre a Natale dalla regia, grazie a Radio Libertà per lo spazio che dedica al mondo carcere e soprattutto alla polizia penitenziaria. Come dico sempre io, secondi a nessuno. Ci vediamo venerdì prossimo. Viva il SINAP, viva la polizia penitenziaria. Buona giornata a tutti. Avete ascoltato Spazio Più.